il Ribes di Verona è il primo che a maggio matura in tutta Europa. Ciao ragazzi, oggi avevo un appuntamento speciale con la dolcezza. Mm. Non sono in molti a sapere, anche se per la verità ne ho già parlato in diverse altre occasioni, che Verona è una vera e propria capitale nella produzione di piccoli frutti. Piccoli frutti come queste more, che sono proprio le prime staccate questa mattina dai filari che vedete qua dietro. Ed è una produzione in generale, quella dei piccoli frutti, che ha fortemente caratterizzato le campagne veronesi, soprattutto negli ultimi 15-20 anni. Anche qui dove mi trovo, all'interno dell'azienda Volpare Fruits a Villafranca. Dovete sapere che tutto quello che vedete qui adesso, queste serre, ce ne sono diversi ettari come tra poco sentirete, ha letteralmente soppiantato, è il caso di usare questo termine, ciò che c'era qui prima. Una cultura tradizionale che piano piano è andato scemando dopo gli splendori degli anni 70, 80 e 90 per far posto a queste serre. Questa è la storia della famiglia Darra. Cosa ci fa una piantagione di piccoli frutti nella terra delle pesche? Ci fa che dal 2010, quando pian piano Stefano il mercato delle pesche ha iniziato ad andare a rotoli, c'era la necessità di reinventarsi qualcosa per proseguire all'interno dell'azienda agricola di famiglia e portare avanti la storia del nonno, insomma. E quindi pian piano nell'arco di 2 o 3 anni mi è venuta questa idea, sono andato in giro a raccogliere un po' di informazioni e poi siamo partiti con le prime piantagioni. Oggi quanti ettari hai destinati a piccoli frutti? Allora, oggi siamo arrivati all'incirca a cavallo dei 20-21 ettari di piccoli frutti misti tra lamponi, ribes, mora, mirtillo. Quando si parte con una nuova avventura imprenditoriale, in qualsiasi settore, quindi anche in quello agricolo, inevitabilmente si viene a confronto con delle variabili che magari un tempo neanche ci si sognava di prendere in considerazione, perché i Darra arrivavano sì dal mondo agricolo, perché avevano le pesche, i kiwi, ma questo è stato per loro un nuovo inizio, quindi si trattava di rimettersi in gioco completamente, non dico da zero, ma quasi, perché sono diverse le strutture, come vedete, che hanno dovuto impiantare, diverse le caratteristiche delle piante coltivate, i piccoli frutti, e diverso quindi anche l'approccio al mercato, perché alla fine anche quello conta in maniera determinante, direi. Però questo è stato lo stimolo per impostare un'azienda produttiva e proficua non soltanto per pochi mesi all'anno, ma anche di più. E questo è stato un po' il là che ha consentito a Sebastiano, alla sua famiglia, al Volpare Fruits, di prendere il volo, di spiccare il volo, nonostante la difficoltà dei primi anni. I primi periodi sicuramente non sono stati semplici perché comunque eravamo abituati a gestire tutte altre culture storiche della zona di Verona. Passare ai piccoli frutti, ti ripeto, non è stato semplice. I primi anni abbiamo sofferto, abbiamo fatto anche noi i nostri errori e poi per nostra fortuna la cosa più bella è che abbiamo imparato con l'esperienza. Dagli errori pian piano ci siamo migliorati sempre di più e siamo arrivati per fortuna ad avere questa buona realtà. Adesso com'è organizzata la produzione? Perché questi sono frutti con una stagionalità ben precisa. Ma allora guarda, noi bene o male riusciamo ad avere frutti di bosco dai primi di maggio fino a Santa Lucia più o meno. Iniziamo nel mese di maggio, il primo frutto che arriva maturo è il lampone sotto serra, a ruota il mirtillo, la mora, il ribes, sempre sotto serra. Poi andando avanti nel mese di giugno-luglio ci spostiamo all'esterno, sotto le reti antigrandine comunque di copertura, ma siamo fuori. Giochiamo anche poi con le varietà, quelle più precoci, quelle meno precoci,
Finita tutta la raccolta estiva all'esterno delle serre, nel mese di dicembre rientriamo sotto serra e proseguiamo fino praticamente a Santa Lucia, finché non arriva proprio quel ghiaccio che non ti permette più di raccogliere la frutta perché proprio la gela. Quindi siete riusciti a sdoganare i piccoli frutti, cioè non più solo estate, ma questo vuol dire anche per l'azienda economia, o sbaglio? Vuol dire economia, assolutamente sì, vuol dire tanto, nel senso che a livello italiano le prime produzioni che arrivano di piccoli frutti, soprattutto di lampone, arriva un po' di merce dal sud Italia insieme alle fragole nel mese di febbraio, marzo, aprile. Dopodiché la zona di maggior produzione oggi a livello italiano di piccoli frutti è diventata Verona, perché comunque anche tante altre aziende negli anni si sono messe al passo e con le serre, con le varietà idonee precoci, eccetera, eccetera, siamo riusciti ad arrivare ad avere delle primizie, ad esempio del Ribes, ed è il primo Ribes che arriva maturo a livello europeo, insomma. E l'altra cosa è che siamo in produzione con i piccoli frutti per 6-7 mesi senza fermarci e abbiamo tutta la gamma dei piccoli frutti per 6-7 mesi. Io amo raccontare storie, storie di famiglie, proprio come Idarra, qui a Villafranca, alle Volpare Fruits. Perché Sebastiano, quando nel 2010 iniziò, non aveva con sé soltanto i campi, il know-how della campagna, la professionalità acquisita, la formazione acquisita a scuola. Dietro di lui c'era soprattutto una famiglia, la vera molla, il vero starter di tutto. Ed è una famiglia che continua ad essere ancora fortemente presente nelle scelte aziendali e soprattutto nella conduzione di un lavoro che, per quanto affascinante possa essere, perché così è in effetti, in realtà racchiude anche una certa durezza, perché ovviamente chi lavora in campagna deve fare i conti innanzitutto con il tempo, con le intemperie e quindi adattare i ritmi produttivi a quello che Giove Pluvio praticamente concede. Ora, a distanza di 16 anni, anche per Sebastiano è il momento di tirare un bilancio. Io ho studiato agraria, mi sono diplomato, ho avuto la fortuna che il nonno mi ha cresciuto da bambino all'interno dell'azienda agricola e poi, come ti dicevo prima, i primi anni ho fatto fatica, ma ho imparato tanto e per fortuna ci sono riuscito. Il nonno quanto è stato importante per te? Il nonno non è stato solo importante, probabilmente è stato fondamentale perché è colui che fin da bambino mi ha trasmesso la passione, mi ha trasmesso, oltre alla passione, mi ha trasmesso anche tutto quello che serve per avere un'azienda agricola, cioè il sacrificio, l'impegno che devi apportare, non hai sabati, non hai domeniche, deve essere sì una passione fondata e lo devi avere come stile di vita, se no non riesci a portare avanti un'azienda agricola. Adesso sono passati 16 anni da quando sei partito. Puoi trarre una sorta di bilancio da questi anni? Ma il bilancio, guarda, personale è molto, molto soddisfacente perché comunque è sempre stata la mia passione. Sono fuori all'aria aperta tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Pian pianino sto cercando di trasmettere la passione ai miei figli. Ci sono riuscito con mia moglie. Abbiamo un'azienda dove siamo riusciti nell'arco di qualche anno a coinvolgere tutti i familiari a livello di produzione, a livello di vendita, di fiere, mercatini e a livello economico non ti nego che anche noi i primi anni abbiamo avuto delle difficoltà, però pian piano adesso, come sa dire a Verona, siamo drindrissare la testa. Sebastiano, a te che è proprio una bella squadra qua, eh? Stefano, io che te fora ben, Tutti comunque famiglia? siamo tutti di famiglia, guarda che mia La mamma, mamma? la zia, il nonno, È il mitico il nonno nonno? le quel che ne ha impiantato tutti, dopo che le cugine, Eh, che mia moglie e le nostre amiche di fiducia, mamma mia tutte ragazzi. del team Volpare, A te sei tutte, messo bene, anche se esatto, l'uomo in bravo. mezzo a tante dame. La fortuna lei che è tutte di famiglia, quindi Vabbè. Stefano... Io fermo mangiaste fiole che lavorato. le femo mai che le ha Sono lavorato proprio bene. curioso da te. Prove, ragazze, Proviamo? pronti? Dai che proviamo. Anche mi vuoi testare, dai, vediamo un po'. E il nonno? Il nonno arriva, arriva, arriva. Ma... Ah, buono, Ale. buono. E mi? Mm.
No, Stefano, avevamo pensato che a partire, sapevamo che ti arrivavi, quindi ti abbiamo preparato il pezzo più grande. Sebastiano, cerchiamo gente. Domani sono qua, guarda che spettacolo. Ragazzi, cose che succedono alle Volpare, vicino a Villafranca. Fate un salto così che vi incaviate una bella fetta. Grazie davvero, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima cantierata. Adesso anche mi provo a fare vediamo. Prova, vediamo.